rappresento un ragazzo che scappa dal tempo dei giorni nostri, che siamo sempre in corsa, il tempo che passa, per rifugiarsi nella musica, insomma. Conosciamo una nuova painter per quello che è la categoria Face e andiamo a scoprire anche che cosa sta realizzando. Allora, sono Alessandra Lezzi e ho inteso l'arte come letteratura e quindi rappresentare un po' la cultura, che secondo me alla fine la cultura è una cosa che comunque ci potrebbe aiutare. Io sono Maddalena Segatta, vengo da Trento e il mio dipinto rappresenta come l'arte è una forza emotiva per il mondo della tecnologia. Quindi in questo mondo tecnologico, che è un mondo un po' freddo così, l'arte può ancora dare emozione. Alors, je m'appelle Anaïs Guerrero et aujourd'hui je vous représente donc l'art par la danse et la peinture. Que si tout le monde dansait et faisait de la peinture, au moins il n'y aurait plus de guerre, tout se réglerait comme ça. Parfait, merci beaucoup. Insomma, quest'oggi la nostra artista ci rappresenta l'arte attraverso la pittura e la danza. Voilà. Un disegno che rappresenta la galleria di quadri, sotto c'è una massa di persone, quelle evidenziate in rosso rappresentano quelle che hanno avuto l'influenza da parte dell'arte e vanno verso un futuro migliore, che in fondo della galleria c'è la natura con gli uccellini, con le bolle di sapone e un futuro felice e sereno. Sono Roxana, vengo da Fombio, provincia di Lodi, ho rappresentato il bene, come faccia, che vince il mare, anzi sta salvando la gente che perde. Siamo addirittura d'arrivo per i nostri face painter, andiamo a conoscere anche questa artista e la sua opera che sta venendo realizzata. Io mi chiamo Piera, in arte Mani di Plotter. Sto cercando di realizzare a livello vignettistico un Trump a cui la Statua della Libertà, simbolo insomma della libertà, di tanti principi e valori e dell'arte, prende un pennello e insomma con tutti i colori della pace, un giro di bandiere, viva l'arte, salverà il mondo.